Numero 12, Earthquake, squalificato. Numero 9, Exit dei Daltri, squalificato. Così procede in vantaggio Estelle su Elenoir Treb Hermes Gar. I primi 600 metri Numero 8, Ex Mur dei Greppi, squalificato. Squalifica anche per Ex Mur dei Greppi. Continua a guidare a buona andatura. Estelle che completa gli 800 in 59,1. Elenoir Treb di rincalzo, poi Hermes Gar, numero 10, Eli dei Greppi, squalificato. Ancora Estiomene, chilometro in 1,14,5, ma si getta di galoppo. Numero 4, Estelle a 500 dalla conclusione. Ed è così Equatore che passa in vantaggio a 400 dalla conclusione, prende subito buon vantaggio nei confronti di Elenoir Treb, non progredisce più Hermes Gar, cerca di avanzare invece Enola Gay Treb, retta d'arrivo, con Equatore in netta evidenza. Equatore nel finale controlla per vincere largamente, il secondo posto è per Enola Gay Treb che piega all'interno Elenoir Treb. 1,15,2 con 31 a chiudere, ma corsa ormai già ampiamente risolta per Equatore, che con uno scatto ai 500 finali ha liquidato la compagnia e se n'è andato per proprio conto. Il ritorno alla vittoria quindi per Equatore, allievo di Michela Racca, Antonio Greppi in sediolo, per conto del signor Claudio Bagni. Rivediamo il primo piano del numero 5 Equatore davanti al numero 11 Enola Gay Treb e al numero 6 Elenoir Treb.